Martedì 8 agosto 2023, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dei nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crevas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi, notizia in primo piano che ci porta a Cortina, chiusa una decina di alberghi. Ristrutturazioni e norme di sicurezza da rispettare. Nella Conca sono stati persi in estate oltre 400 posti letto. Fra le strutture non ancora riaperte c'è il Miramonti, che era stato trovato con l'impianto antincendio fuori legge. L'approfondimento di Di Bona a pagina 11. Per quanto riguarda l'intero bellunese, il BIM promette in 2 anni ridotte le perdite di acqua, la rete è un collo a brodo, ma Sommavilla, il presidente del BIM GSP, vuol portare presto gli sprechi solo al 35%. La promessa del presidente del BIM GSP, Attilio Sommavilla, fa calare al 35% le perdite in rete entro 2 anni. Non solo sistemazione delle condotte, anzitutto un lavoro di conoscenza della rete. A finire sotto la lente di ingrandimento saranno 1600 km di tubazioni, 36 tronchi acquedottistici dislocati in tutta la provincia. Si inizia con lo studio approfondito della rete, un appalto da 5 milioni di euro ripartito in 2 lotti di indagine. L'approfondimento dei Tramontin lo troveremo a pagina 5. Borgo Valbelluna, campo sportivo appena aperto, primi problemi. Il nuovo campo sportivo La Lora, inaugurato in pompa magna poco tempo fa, presenta difficoltà di accesso per i disabili. La denuncia è in consiglio. L'approfondimento di Fant a pagina 10. E la foto di copertina ci porta a Feltre, un progetto per inserire giovani disabili. Hanno la sindrome di Down ma lavorano nella fattoria. Agricoltura e solidarietà. Giorgia, Gregor e Marta, che possiamo vedere in questo scatto perché ci sta guardando da Facebook o YouTube. 3 ragazzi con sindrome di Down sono entrati nel mondo del lavoro, accrescendo le possibilità di inserirsi in un contesto sociale. Questo con il progetto Seminiamo il lavoro coltivando il futuro. L'approfondimento di Scarton a pagina 9. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Borca di Cadore, Cancia, 265.000 euro per pulire le vasche. Le forti piogge che stanno segnando il periodo estivo hanno creato le condizioni per il movimento franoso che scende dall'Antelau incombendo sull'abitato di Cancia di Borca di Cadore. Una situazione che è costantemente monitorata dai tecnici della difesa del suolo della provincia, che hanno quantificato in 9.700.000 metri cubi il materiale che si è accumulato. L'operazione di pulizia costa 265.000 euro. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 11. Feltre è stato il miglior palio di questi ultimi anni, soddisfazione per quanto riguarda la macchina organizzatrice del Palio di Feltre, mai così in alto. Il Palio di Feltre, appena chiuso con la vittoria del Duomo, può tranquillamente essere definita l'edizione che negli ultimi anni ha mostrato la vera forza della sfida ai 15 Ducati d'oro e tutto il mondo che ruota attorno a essa. Negozi, artigiani, cinema e sauna al centro Paludi, dal cinema alla grande distribuzione sino ad una serie di servizi alla persona, non una sola ma più destinazioni. Potrebbe essere questa la sorte del centro Paludi di Ponte nelle Alpi. La reazione, commercianti contrari, non si deve realizzare una cattedrale nel deserto. Sul rinnovato interesse per l'apertura del centro a Paludi, lapidario il commento di Luca Dal Pozzo di Confcommercio: non va realizzato, e rincara la dose facendo una panoramica dei centri di grande distribuzione che ci sono sul territorio. Una decina di grandi strutture di vendita, ovvero sopra i 2.500 metri quadrati. L'approfondimento di Fontanive a pagina 2. E per quanto riguarda lo sport, ecco i richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Elena Mattis, un rinforzo dalla Svizzera per la nazionale di curling. La rassegna Festa ai Castaldi, un ferragosto di cibo e concerti per Policino. E ancora dallo sport, calcio, la Serie D potrebbe iniziare con un turno infrasettimanale. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda di certo tutte le famiglie bellunesi. Un salasso, fare la spesa, rialzi del 15% in un anno. Gli aumenti riguardano soprattutto frutta, verdura, carne e olio. High consum è speculazione. Allarme della SPI-CGIL, anziani in ginocchio non riescono ad arrivare a fine mese. L'approfondimento di Forzine a pagina 13. E la foto di copertina è un richiamo, come quello che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, al successo del Palio di Feltre. Palio di Feltre, sfiorate le 12.000 presenze, Santo Stefano polverizza il record della staffetta.
Le nostre storie, notizia trovata anche nella prima pagina del Gazzettino di Belluno, sindrome di Down, 3 giovani nell'orto guardano al futuro. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, lavori affidati, perdite d'acqua via il maxipiano da 25 e 6 milioni di euro di BIM GSP. L'osi di Papa Luciani ha compiuto 45 anni, in dono un leone alato. Perarolo vola dal sentiero dopo il malore e muore a 52 anni sul Duranno. Vittima una maratoneta di Vittorio Veneto, l'uomo si è accasciato a terra per un dolore al petto ed è precipitato. L'approfondimento di Contento a pagina 27. Cortina, a casa di riposo e servizi per gli anziani, i costi lievitano. Le rette della casa di riposo di Cortina e dei servizi per gli anziani salgono un po', adeguandosi alla media provinciale. L'approfondimento di Menardi a pagina 25. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci immediatamente a pagina 13, notizia che interessa tutti i bellunesi, ovvero l'infrazione e i rincari. Siamo a pagina 13 del Corriere delle Alpi. Frutta, verdura, carne e olio, un salasso. Fare la spesa costa il 15% in più del 2022. Le rilevazioni dell'osservatorio prezzi del Ministero, Bellotto di Adiconsum, aumenti inspiegabili è speculazione. L'articolo a firma di Alessia Forzin. Fare la spesa costa sempre di più, i prezzi dei generi alimentari di largo consumo come frutta, verdura, carne, ma anche formaggi, olio e pasta sono aumentati in media del 15% rispetto all'estate del 2022. L'ultima rilevazione disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy risale a giugno, mostra un quadro preoccupante. Costa di più mangiare, ma anche i prodotti per l'igiene personale e della casa hanno subito rincari considerevoli. Il detersivo per la lavatrice costa quasi un terzo in più rispetto all'anno scorso. La carta igienica quasi il doppio con lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha provocato rincari dell'energia elettrica e del gas. Si poteva trovare una spiegazione per questi aumenti, spiega Stefano Bellotto di Adiconsum, l'associazione dei consumatori della CISL. Ora però le bollette sono rientrate e quindi gli aumenti si possono spiegare con una sola parola: speculazione, che però mette in ginocchio le famiglie, sempre più costrette a scegliere cosa acquistare sulla base dei propri gusti, ma del costo dei prodotti e del proprio stipendio di pensione. Su alcuni prodotti il prezzo resta uguale, ma diminuisce la quantità venduta. E in questa pagina troverete anche il carrello della spesa, i prezzi a confronto. Diamo uno sguardo a un paio di alimentari. Un chilo di riso nel 2022 costava 2,37 euro, nel 2023 3,66 euro, quindi un aumento del 55,7%, è quello che ha avuto il maggior aumento rispetto ai prodotti presenti in questa tabella. Prosciutto crudo, 1 kg 28,95 euro, 31,78 euro, un aumento del 3,8%. La carne di suino è aumentata del 12%, tonno in scatola il 21% in più, 18,4% in più del latte lunga conservazione, 18% in più dei piselli surgelati, ben 23% in più per quanto riguarda la passata di pomodoro. L'unico che ha avuto un calo del meno 1,3% sono stati gli spinaci surgelati. Un altro rincaro molto alto del 25% riguarda il succo di frutta di 1 litro. E per quanto riguarda l'ortofrutta, il maggior aumento lo ha avuto la lattuga con un 48,3% in più, ma ancor di più i finocchi con 56,2% di aumento, 36,4% per le carote, 24,6% per l'insalata invidia riccia. L'unico che ha avuto un calo notevole sono stati i cetrioli con un meno 14% e i limoni con meno 7,3%. Ancora cura per la persona e la casa, questi gli aumenti: la carta igienica ben 43,5% in più, Scottex 2 pezzi, sempre quindi carta, 25,2% in più, detersivo lavatrice 32% in più, 33% per il detersivo pulizia casa da 500 ml. E i servizi: un caffè, l'aumento del 6,8%, cardiologo libera professione più 4,7%, pasto in pizzeria più 10,7% e ancora messa in piega, si parla quindi di parrucchiera, un più 6%. L'approfondimento completo lo troverete a pagina 13 del Corriere delle Alpi. Passiamo a pagina 14, acqua, via al piano antisprechi, parte l'operazione da 25 milioni di euro, il progetto è finanziato dal PNRR, BIM GSP partirà a settembre con i primi lavori. Sommavilla, presidente del BIM GSP, ridurremo le perdite del 35%, il sistema diventerà intelligente.
I dati, il turismo traina l'artigianato, sono tornati anche gli stranieri. Altra notizia di approfondimento: nei servizi per villeggianti operano 628 imprese bellunesi, basso, direttore di Confartigianato, numeri vicini al pre-Covid, ottime prospettive per l'estate. Rimaniamo nel capoluogo, nessuna politica di bilancio e perdiamo contributi preziosi. L'ex assessore Lucia Olivotto sulla revoca dei fondi per la SPES: non si è visto per tempo che i soldi mancanti si potevano trovare. La battaglia per la memoria, ulteriore approfondimento del Corriere delle Alpi riferito agli atti del Vajont, Reber Shack, atti del Vajont a Belluno come risarcimento etico dello Stato. Il biografo e storico indica la strada da seguire, si può far leva sulle responsabilità riconosciute con i risarcimenti. Lo studioso al lavoro per il sito internet che renderà accessibili tutti i documenti. E a proposito del 60° del Vajont, 1000 iscritti in una settimana per la pedonata della memoria, andrà in scena domenica 23 settembre sui tradizionali 3 percorsi, centinaia di volontari sono pronti ad accogliere il grande pubblico. Pagina 16, la gestione dei migranti in regione, scatta l'allarme in Veneto, in luglio già arrivati 1400, la cabina di regia non parte, il cortocircuito nella Lega blocca la macchina che dovrebbe gestire il fenomeno. Queste le presenze dei migranti regione per quanto riguarda il Veneto, su un totale di 128.902 migranti, il Veneto ha una presenza di migranti pari al 6%, e la maggior parte sono presenti in Lombardia con il 13%, seguiti dall'Emilia Romagna con il 10%, abbiamo anche la Sicilia con l'8%, le regioni confinanti con il Veneto, oltre appunto a Lombardia ed Emilia Romagna, hanno il 3% per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia e l'1% per quanto riguarda il Trentino Alto Adige. Sono 8.131 i migranti presenti in Veneto. E a proposito di gestione dei migranti in provincia di Belluno, pagina 17, hub provinciale per i profughi, qui non ci sono strutture adatte, no dei sindaci alla soluzione proposta da Conte, l'ospitalità diffusa aiuta il processo di integrazione. De Pellegrini, sindaco del comune della Val di Zoldo, servono comunque cospicue risorse per i nostri comuni. Siamo a pagina 18, nel weekend furto di e-bike al Caffi, la polizia ha fermato uno straniero su BMW, la banda è stata ripresa di notte dalle telecamere dell'area, la volante recupera il mezzo a 2 ruote da oltre 4.000 euro. Altre notizie brevi, sanità, Roche diagnostica al Consiglio di Stato contro l'URSS numero 1. Il TAR del Veneto ha dato torto all'azienda che si era appellata dopo l'esclusione da una gara di fornitura da oltre 11 milioni di euro. Turismo, 9 tour operator alla scoperta di arte e natura, la DMO li ha intercettati alla Convention di Verona e li ha portati in Cadore, la comitiva in visita anche al Palafiere di Longarone. E oggi alle 18, tragedia di Marsinella, l'ABM ricorda i caduti, notizia quindi che riguarda la nostra associazione, l'Associazione Bellunesi nel Mondo, ricorda la tragedia di Marsinella, 67 anni dall'evento, l'ABM non dimentica i suoi migranti, e le parole del presidente ABM Oscar De Bona, in particolare modo coloro che sono periti all'estero a causa di incidenti sul lavoro lontani dalla propria famiglia. L'appuntamento quindi alle ore 18 davanti alla sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, garantiremo comunque la diretta su Facebook e YouTube, canale e pagina Facebook dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e di Radio ABM. Pagina 19, l'approfondimento riferito al successo dell'edizione 2023 del Palio, sfiorate le 12.000 presenze, polverizzato il record nella staffetta, è stata un'edizione speciale segnata dalla terza vittoria di fila del Duomo che acciuffa il castello a quota 14 drappi. Ed ecco alcuni scatti per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, appunto dall'edizione 2023. Questa è la dichiarazione di Eugenio Tamburrino, presidente del Palio. La partecipazione ha coinvolto anche il pubblico da fuori. Sono stati necessari 17 minuti per dare la mossa alla gara dei cavalli. Ospedale, in questo caso l'ospedale di Feltre, l'approfondimento a pagina 20, elettrofisiologia sarà trasferita nella piastra chirurgica, l'ambulatorio per le ablazioni intracardiache, avrà una sala dedicata all'USL numero 1 Dolomiti, ha affidato l'intervento da 103.000 euro alla ditta Altamed. Ancora da Feltre, ricordati Bari e Gherlenda, i 2 giovani partigiani uccisi sul Piave dai nazisti, canti e riflessioni al monumento di Busca. Notizia, che non interessa a Feltre, siamo comunque nel Feltrino, siamo nel comune di Cesio Maggiore.
E adesso la notizia che ha aperto come foto di copertina l'edizione del Gazzettino di Belluno, che ha avuto un richiamo anche dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, semina raccolta e trasformazione prodotti. AIPD, l'Associazione Italiana Persone Down, avvia al lavoro 3 persone Down. Grazie a un finanziamento della Chiesa Valdese operano in un'azienda agricola di Feltre, in tutto coinvolti 15 giovani. E vediamo appunto i 3 giovani che stanno seguendo un percorso di inserimento al lavoro all'azienda San Giacomo di Feltre. Querovasta, la riscossione coattiva di multe imposte frutta a 391.000 euro. E ancora dal 15 al 19 agosto 5 giornate a Servo con la festa dei budini. Siamo nel comune di Sovramonte. Pedavena, Monte Avena Challenge, oggi dalle 18 alle 20 limitazioni al traffico. Spostiamoci a Borgo Valbelluna con pagina 22, eliminazione delle barriere, il comune prepara il piano. Partita la messa a punto del PEBA, servirà a cercare i finanziamenti per i lavori, i cittadini invitati a presentare i loro suggerimenti attraverso un sondaggio. Fatta una mappatura degli edifici pubblici già accessibili e di quelli da sistemare. Ancora da Borgo Valbelluna, formaggio Piave, DOP e vino Raboso, gemellaggio nel segno dei sapori tipici. 12 confraternite nate alla Casa degli Alpini per rinsaldare i legami tra le realtà dedicate alle produzioni del territorio. E la comunità di Mel, in lutto, era stato ordinato prete da Albino Luciani. Addio a Monsignor Lot, guidò la forania di Mel, un lutto importante per il movimento ecclesiastico della Valbelluna e di tutto il Trevigiano. Si è spento 82 anni per l'aggravarsi del suo quadro clinico. Monsignor Egidio Lot, a lungo parroco di Mel, Carve e Pellegai. Pagina 23, laboratori in grotta e ricerche, il Museo Zanardo si rilancia. I carabinieri forestali annunciano il potenziamento degli studi scientifici in Cansiglio. Attività verranno dedicate alla presenza del lupo e dell'orso e della comparsa del gallo cedrone. Celebrati i primi 50 anni dello spazio espositivo dedicato all'ambiente, il tenente colonnello Michele Di Cosmo: non rimarrà una struttura statica. E rimaniamo in Alpago, rattoppi stradali e sfalci, Attilio Dal Paus punta al dito, notizia che ci porta nel comune di Alpago. Chiesa Alpago di corsa per ricordare i soccorritori scomparsi. Ultime ore per iscriversi all'11ª edizione di Alpago Sky Super 3, la Sky Race che dal 2013 a Chiesa Alpago ricorda i 3 giovani del soccorso alpino caduti sul Monte Cridola il 10 agosto del 2012, David Cecchin, Mandy De Marche e Andrea Zanon. Passiamo in Agordino con pagina 24, Falcade e mezzi comunali riclassificati per essere usati con patente B. Il comune investe nell'operazione 15.000 euro sulla scia di quanto fatto altrove. Il sindaco Salvaterra: speriamo così di trovare potenziali operai da assumere. 2 pensionamenti nell'arco di pochi mesi ci hanno messi quasi in ginocchio. Zoppè, Val di Zoldo, settimana di sagre, domani via con le Giasene. E ancora Proloco Alleghe, debutto col botto con Gira la Brenta. Tragedia invece avvenuta in Comelico, un infarto fulminante uccide Stefano Farenzena, lavorava in Luxottica a 53 anni, oggi i funerali. Un infarto fulminante ha posto fine anzitempo alla vita di Stefano Farenzena, subbiotto a 53 anni, originario di Taibon che da anni abitava a Sagron con la famiglia. Egli era molto conosciuto a Taibon, dove tuttora abitano i genitori. Farenzena lavorava in Luxottica nel reparto officina e chi quotidianamente lo aveva vicino tra i banchi della fabbrica parla di un operaio specializzato che sapeva il fatto suo. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa di Sagron. Siamo a Cortina con pagina 25, casa di riposo e servizi per anziani più cari. Su richiesta dell'azienda la Giunta ha applicato ritocchi ai costi fermi dal 2008 e dal 2015, allineandoli alla media provinciale. Danta ha rubato il contapersone che regola gli ingressi nell'area delle Torbiere. E continuiamo con pagina 27, tragedia in montagna, si accascia per un malore e precipita, maratoneta di 52 anni muore sul Duranno. Marcello Venafro era di Vittorio Veneto, l'incidente sul sentiero Zandonella a dare l'allarme il compagno di escursione. Vediamo appunto il luogo della tragedia e un primo piano della vittima. Parliamo appunto di Marcello Venafro. Santo Stefano di Cadore, incidente fra 2 auto ma solamente feriti lievi. E ancora dal Comelico nuovo prefigura scenari bui se non si arriverà al comune unico. Il presidente De Bettin non scende ancora nei dettagli, prima li valuteremo nel direttivo, poi li renderemo pubblici.
E adesso passiamo all'edizione del Gazzettino di Belluno, pagina 2, notizia in questo caso che ci porta in Alpago, i giganti del commercio, questo è il titolo, centro servizi per le Olimpiadi. L'area di Paludi nascerà dopo decenni in vista del 2026, già al lavoro lo studio che ha creato l'Altanon di Feltre, l'incarico da Intrum, Banca Intesa, interessata a un'azienda di alimentari veronese, ci saranno multisala, sauna e palestra. Gino Piolo precisa, i volumi vanno ripensati alla luce di esigenze dei giovani, ma anche del rilancio del Nevegal. Una decina di insediamenti di oltre 2.500 metri quadrati, già troppi per la provincia. Questa è la risposta di Confcommercio Belluno. Luca Dal Poz: noi siamo a sostegno delle piccole imprese, i grandi punti esterni al centro impoveriscono la città. Confcommercio impugna il piano, una cattedrale nel deserto, l'associazione di categoria chiede di stralciare dal PAT la parte in cui si permette l'insediamento, il sindaco Vendramini: noi andiamo avanti, la comunità crede nella riqualificazione dell'area. Gli oppositori ricorrono al capo dello Stato, è l'emblema di ciò che non deve essere fatto, significherebbe impoverire l'Alpago e la zona limitrofa ed è un'area a rischio idrogeologico. Acqua, tra 2 anni perdite a meno 35%, è la promessa del presidente del Bingi SP Attilio Somavilla, notizia che troviamo a pagina 5, che parla di un progetto titanico per la rete idrica provinciale. Paracadutismo di precisione, Belluno Capitale per 2 giorni, via l'edizione 34 del Debutto Trophy al Dell'Oro, in arrivo 50 squadre da 27 paesi del mondo, pronti a 2000 lanci. Passiamo a pagina 7, vipere e roditori in casa, tagliate l'erba, lo sfogo di una residente di via Sottocastello per la scarsa manutenzione, ma sono state le proteste per i mancati sfalci. Il sindaco De Pellegrin dai suoi social invita a pazientare, c'è una ditta che sta lavorando con un cronoprogramma e vediamo appunto il luogo dove vi sono state tante proteste per la mancata cura del verde in città e da via Sottocastello arriva il grido più forte di protesta. Siamo a pagina 8, anche il Gazzettino dedica spazio al successo del Palio, il migliore degli ultimi anni, ancora Feltre, attenzione ai turisti, al lavoro per accogliere. Il vicepresidente Manuel Sacchette: dobbiamo migliorare la comunicazione nelle varie lingue straniere, notizia sempre riferita al Palio di Feltre. San Giacomo, una fattoria solidale, notizia di cui abbiamo dato approfondimento anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Quero Vas, un piano per le emergenze legate al traffico sulla Feltrina. Notizia da Sospirolo, asilo, lavori finiti, a settembre riapre dopo un anno nelle aule inutilizzate delle medie, i bimbi tornano nella sede originaria, ultime rifiniture in corso, in Val del Mista arriva la copertura telefonica, soddisfazione del sindaco, non è stato facile convincere la compagnia. Borgo Valbelluna, concerti nel Borgo, venerdì secondo appuntamento, e ancora Ponte nelle Alpi, Sagra di Polpet, tutto pronto, sarà un'opera d'arte. L'appuntamento in questo caso è per la fine di agosto e la prima settimana di settembre. Cancia, vasche pulite a peso d'oro, alla provincia costa 265.000 euro vuotare i bacini in cui si depositano i detriti della colata che scende dall'Antelao, ma il consigliere Gosetti è soddisfatto, l'opera eseguita per la mitigazione del rischio ha retto, il paese ora è al sicuro. Cencenighe, Ghiselle, l'Oasa Luciani compie 45 anni, sempre vivo il messaggio del Papa. E ancora Borca di Cadore, l'Ampi ricorda Giovanna Zangrandi. L'Ampi, sezione Cadore, intitolata a Giovanna Zangrandi, la Biblioteca Civica di Belluno e l'Isbric, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Borca di Cadore, hanno organizzato nella frazione di Villanova sabato alle 18 l'evento Giovanna Zangrandi a Borca di Cadore, tra scrittura e vita. Siamo a Cortina, lavori in corso, alberghi chiusi, persi circa 400 posti letto. In piena stagione estiva la Conca deve fare i conti con strutture inutilizzabili per vari interventi di recupero e di adeguamento. Notizia di Spalle, Pieve di Cadore, nuovi posti all'hospice, soddisfatta la sindaca. E ancora dal Comelico, in centro il profumo del Cirmolo, in archivio il Festival della Scultura. Passiamo allo sport, l'italo-svizzera Elena Mattis sbarca a Cortina come Joël Retornaz, può giocare con la nazionale elvetica o italiana e nel suo futuro, oltre a entrare in pianta stabile nel team Costantini del club Dolomiti, ci sarebbe proprio l'ingresso nella squadra azzurra. Hockey, primo derby Feltre-Alleghe, giovedì 26 ottobre, anche il secondo infrasettimanale. Uscita la prima bozza del calendario di IHL, entrambe le squadre stanno completando il roster per ora a forza di conferme. E sempre per quanto riguarda l'hockey, esordio del Cortina, stasera all'Olimpico gli universitari americani di Oswego.
Ancora sport, a pagina 14 del Gazzettino di Belluno, calcio, prima del campionato il mercoledì, anche la D potrebbe pagare le conseguenze dell'incertezza in B e C, c'è l'ipotesi del posticipo da domenica 3 al 6 settembre, superato il periodo di prova, Bandoago è stato tesserato, sono una mezzala moderna, spero di giocare più possibile. Corsa in montagna al Pago Sky Super 3, giovedì si corre l'edizione numero 11. Pallavolo, Belluno DRL e martedì 22 l'inizio della preparazione. Il campionato di Serie 3 comincerà alla Spessa Arena nella partita casalinga contro il CUS Cagliari. E terminiamo con l'agenda del Gazzettino, a Festa ai Castaldi, musica e solidarietà per un Ferragosto dalle tinte irlandesi. Da domenica 13 a martedì 15 tanti concerti e cibi locali, il ricavato andrà alla Pollicino. E per quanto riguarda l'enologia, tornano a settembre i corsi per sommelier. Riprenderanno a settembre le attività della delegazione bellunese dell'Associazione Italiana Sommelier. Sono in programma 2 corsi di primo livello. Lunedì 11 settembre prenderà il via quello dell'Istituto Professionale Alberghiero Dolomie di Longarone. Mercoledì 27 l'altro all'Istituto Omnicomprensivo Valboite di Cortina. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.